Cyberbullismo e violenza di genere dopo i recenti fatti di cronaca, nostro viaggio nel mondo degli adolescenti tra disagio e prevenzione. Buonasera e ben trovati al telegiornale del Veneto. Conoscere i giovani, aiutarli a prevenire situazioni potenzialmente pericolose per se stessi e per gli altri. Dopo i recenti fatti di cronaca con protagonista internet, viaggio tra i giovani, tra bullismo via web, vessazioni, difficoltà a capire. Siamo stati nel Vicentino con Davide Calimani. Violenza fisico-psicologica, utilizzo a volte troppo disinibito di cellulari e social network. Situazioni potenzialmente pericolose per gli adolescenti che a scuola, ma non solo, possono rischiare di trovarsi in situazioni più grandi di loro. Sempre più spesso è la cronaca a raccontare di video o foto compromettenti che diffuse in rete causano sofferenze impensabili. Forse ogni tanto nei social network i ragazzi perdono la consapevolezza di quello che hanno in mano. Hai visto foto sconvenienti? Sì, per esempio le persone non erano d'accordo con quelle foto, ma comunque quelle foto sono state postate. Gli adulti intervengono. Alcuni, certi sono menefreghisti. I ragazzi chiedono aiuto agli adulti? No, secondo me no. Alcuni per vergogna e altri per paura. È importante che gli adulti monitorino l'utilizzo di questi strumenti da parte dei ragazzi, perché un'immagine, un video veicolato senza riflettere prima sulla potenzialità di questa diffusione senza limiti può portare a numerosi danni. Forse sarebbe utile che nelle scuole ci fosse un'informazione per alunni ma anche per gli adulti. Proprio per affrontare queste tematiche e per offrire agli adulti di riferimento strumenti per interpretare ed agire, nel Vicentino si stanno svolgendo alcuni incontri. L'occasione è anche per affrontare il tema della violenza di genere tra adolescenti. Tutti di sicuro sono stati gelosi almeno una volta. Ovviamente dipende sempre da quanto sei geloso. E ovviamente quando sei tanto geloso è un'esagerazione. Per esempio controllano i messaggi sul telefono o comunque chiedono sempre dove vanno, cosa fanno, con chi sono. La violenza contro le donne non attiene solamente al mondo degli adulti, ma avviene anche nelle relazioni tra adolescenti. Questo è dimostrato da alcune ricerche che purtroppo ci mostrano come molto spesso le ragazze non riconoscono degli episodi di violenza, che non si tratta solamente di violenza fisica, ma anche violenza psicologica, quindi l'umiliazione, il